come ospite il garante per i diritti dei detenuti, che terrà il rapporto dello scorso anno, quindi sono in attesa di avviare i lavori della commissione. Allora, dicevo, questa svolta sulla morte di Sharmeen Sultana, questa giovane donna del Bangladesh, che secondo l'accusa sarebbe stata in realtà uccisa dal marito, che avrebbe, diciamo così, schermato il femminicidio facendolo passare per un suicidio. Ecco, a me quello che ha colpito, che volevo parlare con te, è, secondo me è venuto fuori, non so se hai ascoltato prima le mie parole, che insomma questa giovane veniva vietato un po' tutto, lasciamo perdere il discorso di vestirsi all'occidentale, ma le era vietato di cercare un lavoro, le era vietato di stare troppo al telefonino, di stare troppo sui social network, insomma continui litigi, è venuto fuori questo. Ecco, un patriarcato, perché anche i figli hanno riferito una cosa del genere, di cui nessuno parla, perché insomma la sinistra, le femministe di sinistra, eccetera, non hanno parlato di questo, ne hanno parlato molto poco, anche qui a Genova e in Liguria. Si parla tanto di patriarcato, poi quando c'è l'esempio plastico di questa coppia del Bangladesh, di stranieri, ma tutti con le bocche cucite. Ecco, volevo chiedere un po' a te, come mai questa cosa? È la solita ipocrisia della sinistra, e di fatto ogni qualvolta succede un episodio di femminicidio si fa riferimento a una società patriarcale, ma quando questo avviene invece nelle comunità che sono straniere, sono ospiti in casa nostra, ecco, su questo non si fa alcun commento, perché lo si dà quasi come scontato, proprio perché è figlio di una cultura differente dalla nostra. Il problema di fondo è che questa donna semplicemente cercava la propria indipendenza economica, perché poi sembra che alla base vi sia stata la sua volontà di poter trovare un posto di lavoro, e magari questo posto di lavoro era anche quella possibilità poi di uscire da quella prigione che era il matrimonio con una persona così possessiva e ossessiva. E ahimè, in Italia ci sono tante donne che vivono questa condizione, perché se noi facciamo un po' l'analisi degli ultimi 10 anni, noi abbiamo visto un'involuzione in quello che sono i fenomeni di donne che vediamo girare nelle nostre città con il burqa, le vediamo in numero nettamente maggiore rispetto a quello che era una decina di anni fa. E oggi noi stiamo importando quello che è un integralismo religioso, un integralismo a volte anche fanatico, e quindi quelle donne che erano arrivate magari una decina di anni fa con il loro compagno o marito si sono ritrovate a tornare indietro nei loro diritti, perché quelli arrivati li hanno fatti tornare indietro proprio per questo fanatismo religioso. Facciamo finta di non vedere il problema. Io forse ritengo, alla luce di quello che sta avvenendo oggi anche con la guerra nella striscia di Gaza, e comunque noi con la possibilità di avere anche in casa nostra dei possibili cani sciolti, quindi la necessità di avere tutti con il viso scoperto. Quindi oggi dovremo valutare, dal mio punto di vista, anche il divieto di indossare il burqa, perché non è consentibile il fatto di vedere girare nelle nostre città e di entrare in quelli che sono dei luoghi che possono essere pubblici o girare nelle nostre piazze e quant'altro, persone di cui non conosciamo il volto, oltretutto poi con la difficoltà anche di capire se sotto quell'abito c'è un uomo o c'è una donna, e quindi anche su un tema di sicurezza. Il caso di cui stavi parlando è emblematico, e forse grazie a quello che è stato il disegno di questo bambino oggi si riesce finalmente a capire che questa donna non si è suicidata ma è stata ammazzata, e quindi dovremo interrogarci del perché in casa nostra avvengono queste cose, ma un ragionamento tranquillo fatto in questo senso, fatto con una persona di sinistra, ti risponderebbe: ma lo fanno anche gli italiani. Sì, lo fanno anche gli italiani, ma appunto perché abbiamo già i nostri italiani che lo fanno, ma perché dobbiamo importare ulteriormente
persone che hanno nella loro cultura il fatto che la donna è un essere inferiore rispetto all'uomo, addirittura inferiore anche agli animali nella catena delle priorità. Ecco, è su questo che noi ci dovremmo importare. Parliamo di diritti, parliamo di gender gap, parliamo di quello che è l'emancipazione, ma facciamo finta di non vedere tutte quelle donne invisibili che sono in casa nostra. Ecco, rimanendo un po' tema ma cambiando argomento, proprio ieri è arrivata la notizia del figlio che ha ucciso il papà a Collegno, proprio alle porte di Torino. È stato condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione, se non erro, per l'omicidio del papà che vessava la mamma. In questo caso volevo anche ricordare che il giovane è stato assolto in primo grado e condannato invece dalla Corte di Appello. Adesso, senza stare a commentare la sentenza nel dettaglio, perché bisogna aspettare ancora le motivazioni, ecco, volevo un po' una tua riflessione anche su questo caso. Ma io la metterei, allora, intanto da quello che è un po' quello che possiamo leggere anche sulla stampa, la ricostruzione di quanto avvenuto, lì il ragazzo ha semplicemente bloccato quello che poteva essere un femminicidio, perché lui ha ucciso il papà per difendere la mamma, per difendere se stesso e per difendere il fratello, perché la ricostruzione dei fatti dimostra questo. Non si riesce a capire dalla prima sentenza con una soluzione all'attuale sentenza con una condanna di 6 anni qual è stato il principio applicato nella prima sentenza rispetto alla seconda, e ritengo che un ragazzo che arriva a commettere l'omicidio del papà per difendere la mamma debba avere delle attenuanti, e sinceramente rimango basita nel leggere una sentenza di questo genere, come rimango basita nel leggere la sentenza del gioielliere. Gioielliere, secondo me, aveva tutto il diritto di poter svolgere la propria attività, di poter lavorare all'interno di quello che era il suo negozio con la sua famiglia, negozio dove ha investito una vita, dove comunque ha creato una struttura per far sì che la propria famiglia avesse di che vivere, ecco, il diritto di poter esercitare questa professione in sicurezza nella propria attività, contro quello che invece sono stati 3 rapinatori che si sono introdotti in questa gioielleria, hanno preso la moglie e l'hanno legata, e quanto poi è avvenuto di fatto è anche un po' una conseguenza rispetto a quella che era una condizione psicologica del gioielliere, perché comunque lui aveva già avuto un'altra rapina anni prima dove era stato picchiato e malmenato, e quindi dal mio punto di vista anche quella che era la condizione psicologica rispetto all'ennesimo tentativo di rapina con la moglie che era stata comunque legata e della quale lui aveva perso in quel momento contetto di dove fosse, doveva essere tenuta in considerazione, perché altrimenti viene meno il principio che io nella mia proprietà, nella mia attività possa essere oggetto di chiunque si possa introdurre e decida di portare via quello che è il contenuto della mia attività o della mia abitazione. È un principio che è completamente, secondo me, sbagliato, e è anche un brutto messaggio che si passa, perché a questo punto poi si va a legalizzare chiunque voglia introdursi nella proprietà privata. Poi ciliegina sulla torta il dover risarcire anche i familiari delle persone che sono state uccise. In buona sostanza il gioielliere aveva già versato 300.000 euro, adesso con questa condanna ulteriori 400 erotti mila euro. A parti inverse, se il gioielliere avesse avuto ferimento, se qualcuno fosse stato ammazzato dalla sua famiglia, se avesse avuto il danno di vedersi portare via tutto il contenuto del negozio, chi l'avrebbe risarcito? Perché poi c'è anche da chiedersi questo, perché chi è il danneggiato non viene risarcito perché lo Stato risarcisce per
un danno causato da terzi, mentre invece a parti inverse chi ha subito un'aggressione deve anche poi risarcire una vittima, perché magari nella difesa personale qualcuno ci lascia le pene. E questo qui è un po' un ribaltamento di quello che è un principio di buon senso che ahimè oggi vediamo nella magistratura che di fatto viene molto messo in discussione, molto messo sulla prova. Però Stefania, io ti volevo far riflettere anche su un'altra cosa. Proprio ieri sera ho visto in televisione, e lo cito, sul programma del collega Nicola Porro, che tra l'altro saluto e gli faccio i complimenti per la sua trasmissione, ha fatto vedere un servizio in cui ci sono stati dei casi di cronaca dove per esempio un tabaccaio è uscito aggredito, rapinato, picchiato, eccetera, minacciato di morte, tutto, è uscito e ha sparato, ha fatto fuori un ladro, un rapinatore. Un altro caso in cui un benzinaio a cui hanno dei rapinatori avevano sparato per andare poi a rapinare una gioielleria accanto alla sua stazione di servizio, ha preso il fucile da caccia e ha sparato. Entrambi sono stati archiviati, cioè non c'è stato neanche un processo perché è stata riconosciuta la legittima difesa, fermo restando che per noi ovviamente la difesa è sempre legittima, perché questo bisogna chiarirlo molto bene. E ci sono queste sentenze che sono veramente contrastanti. L'altro giorno, tra l'altro, per radio ho sentito anche di un radioascoltatore che spiegava sostanzialmente che i rapinatori là sono entrati in casa sua, lui aveva 2 cani, un cane ha sbranato uno dei rapinatori, l'ha morso una gamba, eccetera. Addirittura i carabinieri gli avrebbero detto lascia perdere, non fare denuncia perché altrimenti poi devi pagare i danni al rapinatore, ti chiede i soldi lui. Forse non sarebbe l'ora di fare una legge un po' più chiara ed evitare un po' questa enorme discrezionalità dei giudici? Allora, il problema di fondo è questo, che comunque le leggi vengono applicate e dove comunque vi è un minimo e un massimo rispetto a quelle che sono le pene. Quindi qui è nell'applicazione della discrezionalità poi dei giudici muoversi in questo range. Ma io mi permetto di dirti questo, che riassume un pochino secondo me quello che è la situazione attuale. È vero che la legge è uguale per tutti, ma è anche vero che tutti i giudici non sono uguali e quindi sta poi nell'individuo, nel singolo giudice, poi essere discrezionario nell'applicazione della pena. E purtroppo, ahimè, ci sono queste discrepanze e viene meno poi quello che è il principio, che quello che noi portiamo avanti da sempre, che per quanto ci riguarda la difesa è sempre legittima. Se io sono nella mia proprietà, che possa essere casa, che possa essere a mia attività, che possa essere negozio, e questa viene violata e io devo difendere la mia famiglia, lo devo poter fare senza che per questo io venga condannato. Se viene meno questo principio, davvero ci troveremo di fronte al Far West. Benissimo. Mi senti te? Io ti sento, approfitto per fare gli auguri di buon Natale, visto che noi lo possiamo ancora dire, a tutte le famiglie, a tutte le persone che in questo momento sono in collegamento. Auguri di buon Natale, auguri di buone feste e auguri anche per un buon 2024. Allora, buon Natale anche a tuo marito, a tuo figlio, che saluto veramente con il cuore, buone feste, buon anno a tutta la tua famiglia, ti ringraziamo per il collegamento, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te. Grazie. Grazie ancora alla nostra senatrice spezzina Stefania Pucciarelli e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. Abbiamo soltanto pochi minuti purtroppo con lui, che è il nostro consigliere comunale di Genova, Alessio Bevilacqua. Ciao Ale, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Ciao, siamo andati un po' lunghi con Stefania Pucciarelli, ci devi scusare, partiamo subito. Allora, in Comune a Genova c'è il discorso della sentieristica
ci sono delle novità per i sentieri dell'entroterra genovese. Spiegaci un po' quali sono. Ma sono tantissime le novità. Il Comune di Genova su questo sta lavorando tanto. Io, avendo una delega per lo sviluppo e la tutela delle vallate, sto seguendo in prima persona diversi progetti, tra cui quello più grande è quello della Strada dei Forti, ovvero un progetto di sintieristica attrezzata, di collegamenti con la città, col centro della città e le sue vallate, che prevede il ripristino, la valorizzazione e anche la creazione di un percorso pedonale ciclabile attrezzato di collegamento appunto con il centro di Genova, Piazza Manin e Forte Diamante, quindi il forte più a nord che la città. Questo permetterà così, in quest'ottica di riqualificazione, di poter offrire nuovamente intanto alla città e ai cittadini genovesi nuovamente un percorso sentieristico attrezzato e accessibile e fruibile a tutti quanti, ma poi ovviamente andrà a sfociare con una risorsa in più che la città di Genova può avere nei confronti di un turismo che sta tornando negli ultimi anni e sta nuovamente scegliendo la nostra città come meta per le vacanze o per una visita durante il corso dell'anno. Tra l'altro, da genovese voglio dire, veramente queste strade dei porti, questi sentieri sono veramente spettacolari, cioè non soltanto gli edifici, i forti in se stessi sono bellissimi, però proprio andare, farsi la gitarella lì, specialmente in giornate come oggi, vero Alessio? C'è un panorama bellissimo, si vedono tutte le montagne innevate, alcune volte si vede perfino la Corsica. Ma volevo andare al secondo argomento, perché abbiamo veramente ancora un paio di minuti a disposizione, basta, perché c'è una curiosità, che è una bella iniziativa che si è fatta a Genova, cioè introdurre anche nei giardini pubblici, nei giardinetti, in tutti i parchi, eccetera, la raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco, è così, Alessio? Allora, questa è una proposta che come Lega abbiamo promosso, in quanto noi come gruppo politico abbiamo in tutti questi anni al governo della città portato avanti istanze, perché ce lo chiedeva direttamente il territorio, i cittadini, e noi di questo ci siamo fatti carico di implementare per quanto possibile la raccolta differenziata. E l'ultima proposta che abbiamo portato in Consiglio Comunale è una mozione in cui chiediamo appunto quello che dicevi tu, ovvero per ogni giardino pubblico, ogni parco e ogni area sportiva attrezzare tutti questi luoghi con bidoni per la raccolta differenziata, per far sì che ci possa essere anche un miglioramento e una presa coscienza in età più piccola di fare la raccolta differenziata. E su questo abbiamo infatti proposto, per quanto riguarda appunto i giardini pubblici, i parchi, dove giornalmente famiglie con i propri figli vanno per trascorrere un po' di ore, poter anche pensare e realizzare dei laboratori anche con l'ufficio comunicazione dell'azienda della raccolta dei rifiuti di Genova, per insegnare l'educazione per la raccolta dei rifiuti, fare raccolta dei rifiuti. E questo è un tema per cui noi siamo fortemente convinti possa essere un qualcosa di più, e come Lega siamo ben felici di averlo promosso. La Lega genovese quindi attenta anche all'ambiente e al decoro della nostra città. Ti ringraziamo Alessio, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, tanti auguri alla tua famiglia di buon Natale e di buon anno. Ciao Ale. Ciao, grazie mille, buon Santo Natale a tutti voi, un grande abbraccio. Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova Alessio Bevilacqua, e per il momento
Da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.